abbiamo semplicemente dato dei numeri e evidenziato dei problemi che ci sono. Ripeto, non esiste reato di lesa maestà nei confronti del governatore Zaia. Ci sono tantissime cose che vanno bene, ci sono alcune cose che vanno meno bene. Le cose che vanno meno bene vanno affrontate e ovviamente ormai andranno affrontate dal prossimo governo regionale. Nonostante il fuoco di fila da parte leghista, Flavio Tosi non solo conferma quanto detto su Pedemontana Veneta e Sanità, ma rincara la dose. Forte fa intendere dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, innanzitutto quel disavanzo da 49 milioni di euro per il 2024 accumulato sulla superstrada a pagamento, definito una voragine, e poi appunto la sanità con il peso crescente dei privati, soprattutto in certi ambiti, dalla dermatologia all'oculistica. La gran parte sono prestazioni che il sistema pubblico non riesce a erogare nei tempi e quindi uno va privatisticamente e privatisticamente ha speso quasi 4 miliardi, che è una cifra mostruosa se si considera che la sanità pubblica veneta cuba 12 miliardi circa. Fendenti politici in un'estate già elettoralmente torrida, per il leghista Roberto Marcato l'alleanza è al capolinea. E se dobbiamo governare, immaginare di governare la regione Veneto con questi alleati, io francamente la vedo davvero dura. Cioè accusare il presidente Zaia di lasciare delle voragini nel bilancio regionale è di una gravità inaudita. Spero che ci sia un chiarimento quanto prima, altrimenti, come vado dicendo ormai da mesi e forse da troppi mesi, è bene andare da soli. Perché tanto mettetevelo in testa, vinciamo comunque. Chiaro? Tosi sembra non scomporsi, certo che gli scossoni non si tramuteranno in frattura. E il prossimo governo regionale, che ne dicano Villanova, che ne dica Marcato o qualcun altro, il prossimo governo regionale vedrà assieme Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in un rapporto diverso, in un rapporto dove ci si parla, ci si confronta, dove non c'è una parte della maggioranza a cui le cose vengono dette attraverso i giornali. E ci sono poi le dichiarazioni di Zaia, convinto che una sua lista possa valere il 45% dei voti, da sommarsi eventualmente a quelli del Carroccio. Più che un'analisi, quella di Tosi ha tutta l'aria di essere una sfida. Se fra Lega e lista Zaia sono convinti di avere più del 50% da soli, gli conviene assolutamente non stare a perdere tempo con Flavio Tosi e con Fratelli d'Italia, quindi con noi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, e andare da soli e vincere tranquillamente, se quel dato è vero.